Il derby della Maremma lo vince il CP Grosseto che sbanca il Casamora 4-2. Massimo Mariotti, una bella partita, squadre giovani che hanno avuto voglia di giocare. Sì, sì, no, chiaramente era una partita per tutte e due le squadre complicata. E venivamo tutte e due da due sconfitte con squadre comunque superiori, sia noi che il Castiglione hanno trovato queste due prime giornate squadre importanti e quindi non c'è da drammatizzare. Questa era una partita chiaramente derby, era la prima volta in A1 fra Castiglione e Grosseto, credo che sia stata una bella partita, in alcuni tratti un po' maschia, ma questo fa parte del gioco. Credo che alla fine abbiamo anche meritato e legittimato il risultato. Penso che in certi momenti abbiamo avuto 6-7 situazioni in superiorità numerica e dovevamo gestire meglio. Dall'altra parte anche il Castiglione ha avuto le sue occasioni, ma secondo me dei tiri un pochino sporchi da lontano cercando la deviazione. Alla fine penso che il risultato sia giusto, anche se mi auguro insomma, per il Castiglione, per il proseguio, che riesca a raggiungere l'obiettivo e riusciamo tutti noi Maremma a raggiungere i nostri obiettivi. Insomma. Senti, l'ultima considerazione sul pubblico, io ho visto un buon colpo d'occhio al Casamora, con tanti tifosi anche da Grosseto. Sì, sì, c'era gente di Castiglione, io ero venuto a vedere anche la partita con Lodi e a Castiglione ha risposto, c'è entusiasmo e credo che anche da Grosseto stasera è venuta parecchia gente e questo fa solo che bene al nostro movimento. Ripeto, chiaramente siamo società fra virgolette minori nel campionato di A1, però credo che lo stiamo onorando, stiamo cercando di dare il meglio. Noi abbiamo giocato queste 3 partite, compreso questa stasera, ha portato 3 punti, anche le altre 2 facendo un buon hockey. A Viareggio non ritorno sull'argomento, ma meritavamo sicuramente il pareggio e il Monza in questo momento è la squadra che forse sta meglio, ma se non c'era l'episodio del power play dove abbiamo subito 2 gol probabilmente la portavamo in fondo con un altro risultato. Però ora a testa abbiamo 2 partite difficili in casa, mercoledì con il Bassano che è una delle 2 favorite per lo scudetto e sabato con Lodi che forse è la terza nella griglia e poi abbiamo la trasferta di Valdagno e quindi per noi era importante stasera fare questo risultato.